Partendo dalla riforma della Costituzione, non è solo che è importante la riforma del bicameralismo paritario, quindi l'abolizione del Senato, ma viene sostituito da un Senato delle regioni e dei territori, e quindi già qui c'è un primo passo di rapporto più diretto tra i territori e lo Stato. Ma poi, per quanto riguarda in particolare il Veneto, con questa riforma della Costituzione noi avremo la possibilità che le regioni virtuose sui piani del bilancio possano negoziare con lo Stato un'autonomia più forte su molte materie come la scuola, l'università, il lavoro, le politiche sociali, le politiche ambientali, le politiche culturali, e quindi sostanzialmente noi diciamo, questo lo diciamo ai veneti, votando sì al referendum per la riforma della Costituzione si vota anche sì a un'autonomia differenziata più forte per la Regione Veneto, come peraltro sta anche nelle richieste che venivano da questa regione. Noi chiederemo subito dopo l'approvazione del referendum che la Regione Veneto apra con lo Stato un negoziato per una maggiore autonomia, ripeto, differenziata e responsabile sulle materie che stanno più a cuore alle nostre comunità venete.